Basta calcoli, basta pretattica, ora è il momento di fare sul serio. Di fronte ci sono la cooperativa del gol del Testaccio guidata da Giuliano e Mirante contro la squadra di Klaus Seferi, uno capace di segnare 4 gol nello scontro diretto con il Peperino che ha regalato alla squadra di Mister Rossi i playoff. Siamo pronti a scoprire se il calo del Testaccio, nel frattempo eliminato dalla Coppa Italia, sia stato solo un caso e se è vero che la Roma, quando le sfide diventano decisive, è quella squadra imbattibile vista nelle ultime uscite. Amici di Fanner, buonasera dalla Stella Azzurra, è l'andata del primo turno playoff di Serie A della Lega Calcio 8. Benvenuti a Testaccio Calcio 8, Roma GSA. Ma ci prova adesso dalla distanza! Ma che gol che apre Testaccio Calcio 8 contro Roma! È quello di Simone Mirante, un gol spettacolare dalla distanza ad aprire questa sfida playoff. La linea va sempre ad incidere. Attenzione ad un altro tiro dalla distanza, ancora attenzione a Parroni, molto insicuro, il Testaccio raddoppia subito sempre dalla distanza e nel giro di 2 minuti si porta davanti con Starace. Dei portieri anche dal punto di vista verbale non è stato ancora interpellato in porta. Attenzione qui intanto anche Boni, una papera anche quella di Boni con Simone Succi che va ad accorciare le distanze per la Roma. È 2-1, è partita riaperta, ancora una volta qualche responsabilità però dobbiamo darla all'estremo difensore. Mirante. Starace va sul secondo palo, il colpo di testa a botta sicura di Marco Luziatelli per il Testaccio Calcio 8 che al 18° minuto si porta nuovamente avanti di 2 reti ed è 3-1. Ancora la battuta, occhio che il pallone rimane lì per il 4-1 del Testaccio, è sempre Mirante e il Testaccio cala il poker ancora nel primo tempo, adesso sono 3 i gol di vantaggio. È corto e serve proprio Mirante, questa volta passa a destra dove c'è Alessio Starace, Starace! Anche il numero 10 ci mette la firma, adesso il Testaccio sta dilagando ed è 5-1. Mirante intanto allarga da Luziatelli che tenta ancora il tiro, c'è la deviazione, c'è addirittura il 6-1 del Testaccio che ormai sta andando a valanga. Appunto all'inizio del secondo tempo Alaimo, o meglio è entrato, che deve marcare Succi in questo caso e gli ha appunto consigliato, qui lo fa bene perché non gli concede lo spazio fisico per potersi girare e mettere davanti quel 1,90 m. Intanto occhio perché la porta è vuota e ci prova Baldassarre in qualche modo a spazzare la Roma e intanto prova ancora Mirante, riesce a farsi beffa del suo marcatore, poi spedisce al centro, c'è Baldassarre e poi c'è il tiro ancora di Starace che tenta ancora il tiro e prova la tripletta personale, ci va vicino. 4 uomini in barriera, arriva il tiro a giro, c'è Boni che risponde bene sul tiro di Pauliello. Conferma ad essere uno dei top del ruolo, non ci stancheremo mai di dirlo, non compare molto perché tende a non essere molto appariscente, ecco. Qui intanto ci prova la Roma, ancora Boni prova a toccare, questa è una parata miracolosa perché il pallone finisce poco alto sopra la traversa grazie all'intervento di Leonardo Boni. E speriamo. Anche precedentemente abbiamo visto un grande recupero di Baldassarre. Intanto la Roma batte il calcio d'angolo, riesce ad accorciare le distanze, è 6-2 con la rete segnata da Simone Feola. Parroni ancora ad insistere il Testaccio con il tiro di Simone Mirante, ci arriva lui a doppietta, è un super gol quello di Mirante, il Testaccio torna con i 5 gol di vantaggio, è 7-2 e ancora Simone Mirante. A Mazzesi l'abbiamo visto particolarmente bene anche in fase difensiva e intanto il Testaccio vuole chiuderla definitivamente il playoff con la Roma Calcio 8, segna l'8-2 con Martino. Intanto deve lasciare il campo Valerio Parroni, espulso dal direttore di gara, evidentemente ha sentito qualche parola di troppo, la Roma anche in inferiorità numerica e con Parroni squalificato al ritorno. Centrocampo. Il centrocampo era stato consegnato nelle mani degli avversari, non si sono fidati fino in fondo della loro tattica. Sì. Occhio intanto
Ammirante che va a pescare un altro compagno per il 9-2 del Testaccio. C'è anche ancora la firma del numero 6 di T6, capitano per tutti i 25 minuti di gioco. Attenzione ancora al Testaccio che va anche a realizzare il 10° gol della partita. È un assolo del Testaccio, è 10-2, è qualificazione praticamente chiusa. E così si chiude la sfida tra Testaccio e Roma Calcio 8. Applausi per il Testaccio che vince la sfida 10-2, va praticamente quasi a chiudere il discorso qualificazione. Per la Roma invece tanta sofferenza e soprattutto una squadra che ha sofferto particolarmente i tiri da lontano e l'attacco monstre del Testaccio.